Sale il sipario, la paura ancora qui mentirò, io un gigante sarò, questa faccia mia, duttile, mobile, mutabile sia, padrone di me, esitazione non c'è, e ti esplorerò, fin dentro l'anima ti raggiungerò, forse è la mia un'eterna pazzia, più occasioni avrò, meno problemi al mio destino darò. Lasciami. Benvenuti. Allora, sicuramente quanti ne siete? Beh, e allora sicuramente stasera non ci farete mancare il vostro calore. Io lo sento. Sarò breve. Anche perché alle mie spalle, dietro le quinte, adrenalina gialle stelle. Allora, questa commedia stasera è in 3 atti ed è una divertente commedia in 3 atti. E noi siamo sicuri di divertirvi e di divertirci insieme a voi. E quindi vi auguro un buon divertimento e se possibile per voi di silenziare invece i vostri cellulari. Grazie. Perdonatevi, ma adesso dimenticavo la cosa più importante. Se vedete Annalita passare sul palco con Uber ed And, sappiate che non è scena, si è fatta male 2 giorni fa e quindi io per lei vi chiedo un grosso applauso. Buongiorno amore mio, tutto è più bello e caro, volendo bene a te. Un'aria tempesta, pare d'oceano leggero, non ti mare triste, pare felice. Sì, e poi tu mi fai credere, che insieme lassare, io cuore mi fai piangere, che tanto male fa. Ma basta per Signora Gridolin! Sì, dottor! Signora Gridolin, preparatevi, vi devo visitare le spalle. Sì, dottor! Siamo buoni, sa. E così vi misuro pure la gola, vi guarda. È gelato, è È gelato. scaffato, tutto scaffato. E la scarpa. Grazie. Ecco. Dite 33. 33! Un'altra volta. 33! Dite a un respiro profondo. Ah, Ancora più profondo. ah. Vabbè, fatemi vedere la gola. Dite aprite la gola. Mamma mia, è un tizzone ardente, signore. Avete la gola arrossatissima, alle spalle non tenete niente. Niente, è stata a posto, state proprio bene. Ma la gola è infiammata. La gola è infiammata. Ma è grave, dottor! È grave, signora, non è niente di grave. State tranquilli, è soltanto l'arrossamento alla gola. Io adesso vi prescrivo un bel sciroppo che prenderete 4 volte al giorno. 4 volte al giorno. Eccolo qua, lo sciroppo. Però una cosa dovete fare, non avete da parlare, non avete da cantare e soprattutto non avete a luccare. E come faccio a non allucare, dottor? Parlate. Ma
Ma io non posso parlarmi, che faccio a posto? Quella è una cosa nervosa che mi viene. È nervoso, signori, se è nervoso lo dico io. No, dottore, è una cosa nervosa che mi viene. Il Dottore, medico è come un confessore. Confessatevi. confessiamo, pure te mi metti scuro. Confessiamo. Dottore, io a Luca, quando mio marito... Ma vatta! Ah, quando mai so che battais? Dottore, e guardatemi che mi mette scuro. E dica. Io a Luca quando mio marito... Dottore, io e mio marito... Non ho capito, signore. Dottore, io e mio marito... Ma stai facendo l'uncinetto? Dottore, io e mio marito... Ah, quando state insieme in intimità, quando avete un amplesso, ho indovinato. sì, io a Luca... Quando va che presto, complicito pure. Signor, ma quando va che presso e va che presso? No, quando avete un amplesso, quando state insieme. Ci parlate una cosa. Vabbè. Dottore, io strillo tutte le volte, tutte. È un affare serio, non è da ridere, è un affare serio. Io scelto tutto il casamento. Da 2 anni. Abbiamo cagnato 3 appartamenti, tutto, perché ce le cacciano. Per schiavazzo notturno. Già. Sì. Signor, ditemi una cosa. Dite. Ma il vostro cognome, Gridolin, è un cognome così inventato? Oh Gesù, quello è il mio cognome da signorina, Gridolin. A Bonanno mia mamma invece faceva silenzio. Dottor Serena Silenzio. Serena Silenzio. E poi mi sono sposata con l'architetto Bocca. E mo fate... No, dico, Dottore. Gridolin in bocca. Dottore, e che dicitemi che già fa per non Luca. Io vi posso dire quello che non dovete fare. No, io voglio bene a mio marito, Ismo va bene a me e a Gianluca. Questa è una cosa importante. Che volete fare? Dottore, voi siete sposato? Felicemente da 10 anni. Allora mi potete capire. Certo che vi posso capire, allora sapete che da fare, signor? Alloccato quando volete voi, scetate tutto il casamento, vicinato, il signore in coppa, la signora sotto, non vi costerà altro che una tracheite a vita. Gli soldi potrà traslo. E chi le caccia marito? Ma che non ne porta bene? Dottore, allora ci vediamo fra 8 giorni? Sì, 8 giorni ci vediamo. No, io devo partire, ci vediamo fra 3 settimane, 3 settimane. Allora io sposta bene. Non signor, sono fa 3 mesi, signor. Come si da... non si dice. Babbo, e allora ditemi quanto vi debbo. 67 lire che è anche il mio numero fortunato. Il mio onorario. Mi fa piacere. Con il numero fortunato. Aspettate un attimo perché qua... non state piccando. Noi nell'architetto Bocca mancano un burzollino a regalare. Sta lì da sta banca, manca il buzzolino. Questa è la banca. Allora, dottore, datemi una mano a contare perché sto un po' imbarazzato. State imbarazzata? 10, 20, 40, 50, 65 e 7. Io ve l'abbiamo detto quando, ma che ci dice? Mamma mia, che si dice un terra a chiesa. Vabbè, dottore, grazie, mamma capiamo te. Sì, andate. Dottore? Ma sono cavolo però, signore. Non so. Ho ritrasso la ricetta. In un momento, già pigliasti i soldi. Ma attaccate, tornate. Certo. Guardate che quando soldi mi darà. Già la ricetta. Prendevate di me, dottore. 67 è il numero fortunato, come facciamo a vedere? State a sentire, ma faccia pure su sciroppi, le posso dare il look? Signora Luccato, quando volete signore, grazie! Maritoni, che sono arrivato! Viva l'Italia! Signora Luccato, la prossima volta, tanto fra 3 settimane, la signora Gridolin deve tornare. Che cattiva. 20 minuti che non vedo Angelina mia. Eccomi dottore. Gianni, fammi una cortesia, chiama la prossima visita, va? Va bene. Dimmi una cosa, ma la signora mia che sta facendo? Ma fino a qualche momento fa stavo preparando la valigia. Stai preparando la valigia? Fai una cosa, fammi la chiamare, va? Fammi studiare, grazie, va? Vai. 20 minuti, diciamo mangallare senza avere alla mia Angelina bella cara. Cara Angelina mia. Raffinuccio. Angelina mia, di la Pinuccia su,
E che cosa vuoi da Angelina tu? Voglio un bacio, voglio una carezza, voglio stare con tutti. E tu mi hai chiamato per questo? Ti pare una cosa di poco, Angelina. Ma tu sei insaziabile. Certo che sono insaziabile, come non si può essere insaziabile vicino a te. Ma di là ci stanno i pazienti che stanno aspettando. Lascia aspettare i pazienti, ma che ce ne importa? Il paziente quando aspetta si crede che il medico è un medico importante, un medico capace, capito? Chi più aspetta, non è meglio, senta a me, io tengo degli amici miei medici che fra una visita e l'altra si fanno lo scupone e Napoleone. E proprio ora non va. Già, che ci fatto fare risate, Mamma mia, però deve essere abbastanza. azzicuso, o voglio azzicuso. Sì, E chi lui? mi preparo. Prepariti? Sì. Ecco qua. Ti ho dato un antipasto. Angeli, a me mi fanno un semifreddo, antipasto. Mamma mia, dai, chi è più felice di noi? Chi è? Nessuno. C'è qualcuno? C'è qualcuno che è più felice di noi? Nessuno. 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 Felicissimo. Peccato che ci manca qualcosa. Il tasto dolente, sono 10 anni che siamo sposati. Va bene, ma noi teniamo anche una certa età, però, sì, guarda. Ma come mi piacesse avere un figlio che fossero tu? Ma come fossero mio, volessi fare con qualcuno, Angela? State zitto. Meno male che partiamo perché la clinica è svizzera. Sì. Quello dice che là fanno una cura prodigiosa. Penso che l'altro giorno a casa di mamma è venuta un'amica sua che erano 15 anni sposati e niente figli. Quelli è andata là e se ne è tornati con 6 creature. Tutte una volta. Pazzi sempre, tu pazzi sempre. Mamma, ora non bacio. Ti tengo che fa. Come che tiene che fa vedere? Io già fai valigia. Perché diventa assolato? Voglio fare dare la prossima visita. Va bene. Angeli, io un bacio, capito? Non è che Niente, va che presto. Ha già idea, ha già fatto valigia. Ti devi guadagnare tanti soldi, se no bambini non ci pigliamo. Il bambino, è la solita cosa, il bambino ha di soldi, che ancora bagni, si soldi. Accomodatevi, la prossima visita. Alla prossima volta. Ma quello adesso? Tu si vede la tutta, è permesso, ti fate tutta la cavalcata, allora fine e baci, prego. Ma come gli somigliate? Io? È straordinario come gli somigliate. A vostro zio, il colonnello Passalacqua. Me lo dico. La scuola militare prima e poi in Africa abbiamo combattuto insieme. Permettete, colonnello Ambrogio Brambilla. Ambrogio Brambilla, proprio Brambilla. Milanese. Io sapevo, corpo di mille sciabole sguainate. È una vita che mi fanno sti scherzi. Già tu piacete, quali scherzi? Abbiate pietà. Non ci vuoi. Ci passa tu. Ogni volta che dico il mio cognome mi sente rispondere milanese. E invece no, io sono napolitano verace, zona mercato. Ma torniamo a vostro zio. L'ultima volta che ci siamo incontrati mi disse: caro Brambilla, se un bel giorno la tua vecchia carcassa dovesse arrugginirmi, tu hai tu mio nipote Raffaele che fa il bene, sta a Napoli, a via Costantino, per miracolo. Faccio i miracoli, che carcassa arrugginita. E vai a dove meccanici, vai. E allora dimmi una cosa, se io faccio una bella chiave, sai? Voi tenete lo stomaco. Perché è un modo di tutto. No, è un modo di dire, che curare la terra, la città. No, ma guarda, ma hai tempo lo stomaco che è Allora voi, voi dite emorroidi. Ma guarda, io vado a cavallo tutte le ore, non ne parlo. Allora avete l'artrosi. Adesso si pur carica. Allora, perdonate, già dove ci. Sì, Dottore, confessa. è da un po' di tempo a questa parte che non sono più il bravo combattente di una volta. Sarebbe a dire? Sarebbe a dire che una volta, ovunque mi trovavo, ad Asmara, a Tobruk, a Napoli, a Caserta, tutto quello che era fattibile in fatto di donne, io me le ripassavo tutte quante in rivista. Tutte? Tutti i giorni? Scusa la domenica. La domenica vi riposava adesso. Signore, a un medico doppia nazione. Salute, non ci vuole Napoleone.
beh, come vi dicevo, da un po' di tempo a questa parte, al primo assalto, a guarnigione mi chiede subito di capitolare. La guarnizione vostra non è eterna. Ma tu ditemi la verità, sono un uomo morto. Ma che dovete avere soltanto un po' di riguardo. E riguardo, Sì, e riguardo alla mia età, e riguardo. alla vostra età, chi Che va piano, brutta epoca! chi va piano, va sano e va lontano. Ma lo sapete, ci sta detto. Ma Napoli è impossibile, tu io ti conosco, ci sono troppe tentazioni. E poi andate a fare un bel viaggetto, un viaggetto ristoratore. Ma mi piace, la Roma. Andate per esempio a Castellammare. A Castellano, A Castellammare, a Castellammare ci sono le tette, Ah. ci sono le acque sono scure, come ti dai? Vi rigenerate dalla e poi ci sono un amico vostro, un commilitore, ci stanno Ettore e Giulio Cesare. Andate che va retriate. E voi credete? Certo che credo, è sicuramente testato. Oh, e ci devo andare io solo? Andate con l'esercito. Non sicuro. Da solo dovete andare. Che dite se porto con me una dolce compagnia? Dovete andare da solo e basta. E per la guarnigione vi dovete riguardare. Ma c'è in su, Da solo. Ma c'è per l'acqua in su, ma c'è Mettete l'acqua in 10 spalle. Dai ci dà la pleurite. Ma io sono solo, che posso fare? Andate con qualche parente, con vostro nipote, vostro zio, vostro cugino. I maschi. I maschi, sì. I maschi. I maschi. Chi? Ma voi lo vero facile? Certo, che è per la questione di guarnigione. Ma poi io sono solo, vi ripeto. Pare che dovrei averci una figlia, papà. Come sarebbe? Una figlia si tiene o non si tiene? Ma pare una cosa. È una storia lunga, dottore. Lasciate stare, guardate. Ma senti, tu siamo andando meglio questa È situazione. una storia lunga. Dove che prezzo? Ma io a streglia. A stringire, facete così, a stringire. A streglia. A stringire. Dovete sapere che io 24 anni fa. Salute! E non me 24 anni fa. Ma io a streglia. A stringire, facete bene. Stavo a casetta. State a casetta. E lì conobbi una donna eccezionale. Sì. Ah, che donna. Faceva la cantante in un varietà di quart'ordine. Una donna stupenda, meravigliosa. Si chiamava Zozzò. Come si chiama? Zozzò. Zozzù. Piripì. Zozzò. Mio cavallo è muscio, torna a zumbare. Uni bondi da lui. Allora, sai, stavo con questa bella donna, va. Dopo 3 mesi di sviscerato amore, poi richiamato al mio reggimento che stava a Bengasi. Va. Una mattina mi vede che arriva una lettera che diceva lascia tutto e torna subito, sei diventato padre di una bambina. Quando poi sono soldato per la guerra mi dà a scuola e se ne va. E tu impara, povero. Le risposi appena posso, vengo. Certo. Poi fui trasferito ad Asmara. Da lì fui trasferito a Tobruk. Sì. E sono stato rimpatriato dopo 24 anni. Corpo di mille sciambole ci puoi dare. Che siete scordati Zozzò. Ah, no. Questo no. Infatti l'altro giorno, mentre stavo andando a Roma, dopo treno sono detto di dicere Caserta, chi scende? Vabbè, io a quel nome Caserta, mi avrei detto tutte cose alla mente. Ho triato, ho varietà quart'ordine, Zozzò che cantava. Quindi scendo di corsa dal vagone e pagano se ho triato il Zozzò. Bravo. Avevano costruito due palazzi in 4 piani. Era cresciuto di teatro, era cresciuto. Naturalmente nessuno seppe dirmi niente. Io poi ci sono andato. Che ci posso fare? Non l'ho trovato. Non posso mai affliggere secondo voi. 24 anni, no, dovete guardare soltanto la guarnigione. E mi riguardavo invece. Dunque, allora, noi che dobbiamo fare? Dottore, scusate, il dottor Cucurulo. Stavamo parlando, bello buono tu trovi. Vabbè, il dottor Cucurulo. Va bene, allora io vi lascio. Piangere la capire, piangere con la testa. Non vi preoccupate, siete comunque. Dunque a Castellammare. A Castellammare. Vuol dire che partirò proprio stamattina. Sì, andate. E quanto è il vostro onorario? 67 lire. Però non le chiedo a voi, perché voi siete l'amico di mio zio. Con voi sono una stretta di mano. Corpo di mille sciabole poi ma voi mi facete felice. Data voi. Datemi sta mano. Eccola qua. Ciao.
Allora io vado, Mi raccomando, Mi raccomando. A guarnizione. Però queste cose. Andate. Quando a me stamattina? Prego, era in attesa. Buongiorno, la fiducia. Finalmente ti sei indecisa e ti fa visitare la prostata, A te, certo. manco morto. Allora, Io sono venuto a invitarti per un simposio. Un simposio? Sì, signore, sì. Una cena fra amici, fra colleghi, stasera. Stasera? Signore. E la possiamo rimandare questa No, cena? no, signore, perché io stasera devo partire per Castellammare. Tu stasera parti per Castellammare, ma guarda un po', io stasera invece, lo sai, devo partire pure io con mia moglie alle 6:30, ma per la Svizzera. Alle 6, devi partire con tua moglie e tu mi hai guaiato. Non ci guaiate, vorrà dire che farete il simposio senza di me. Ma tu hai capito questo simposio? L'abbiamo fatto apposta per te, perché tu sei il re della festa. Un re la festa. Sì signore, perché volevamo festeggiare te, il marito più fedele dalla preistoria fino a mo'. Ma che stai accucciando? Tu hai capito che se non vieni mi fai perdere la scommessa e io devo pagare per tutti. Hai capito? Ma io ti ho fatto perdere la scommessa? Sì, signore. Quando ti sei fatto perdere la scommessa? Io avevo scommesso che avrei costretto te, il più fedele dei mariti, l'unico al mondo, a mettere il corno a tua moglie. E sai che facendo all'ultimo simposio che stiamo a zio? No, Sai no. che feci? Cosa facesti? Feci sciogliere nel tuo bicchiere di champagne la pillola. Che pillola? La pillola d'Ercole. Ti ho fatto da capo. Perché sta pillola? Onestamente, Che è una mia invenzione. hai fatto l'invenzione Senti, della pillola? tu appena la pillola, dopo 2 minuti, ti senti un calore, il sangue che incomincia a bollire, l'occhio assatanato, l'ormone impazzito, e poi scoppia la primavera dell'amore, tu la bimba femmina da via, poi a tu Tu che dici? sì, signore. Io invece sai che facevo? Perché tu appena ti pigliassi la pillola, appena ti pigliassi, a cominciassi a diventare rosso, come un cuparone. Poi a cominciare a suonare. Tu ti facessi tisica, poi all'improvviso ci lasciasti dicendo che dovevi andare a visitare un ammalato. La pillola dentro. Bravo, dissimo, sai che fa? Appena esce fuori, appena vede la femmina, la zoppa vuole la fa come la marmellata. La marmellata? Niente, tu chiamasti un tassì e ti facessi accompagnare a Disgraziato. casa. Aleti. Capo, Truffaldino, l'estofano, l'inventore è venuto Leonardo da Vinci. Disgraziato. Tu mi hai fatto fare la figura delle cose, hai fatto tradire il mio voglio. ma fatti La vittoria, l'hai vinciuto tu la scommessa, tu l'hai vinciuta. io ci lascio Sì, hai vinciuto tu la scommessa. che succede? Io quando mi hai dato Tu hai il rubato con la tua moglie. non l'ho zombato con la tua... Io sono andato a casa dopo che tu mi hai dato questa pila. Ma che succede? Sono andato a casa, mi sentivo tutto... Tisico, tutto... Un calore, un deve venire un calore che da qui... Non si fermava, Come parola armenica si è un buttunato, e non te ne conto, ti dico capito? Basta, sono sceso, ho preso perché mi ha telefonato una signora. Una signora da Rubiano, dice non mi sento bene, dottore, venite a visitare. Oggi ho pigliato il tassì e sono andato alla signora. brava! Con tutta questa roba che teneva io non pensa 12, grazie a Dio. Sono salito sopra la signora, assieme riusciva a salire sto. Grazie a tutti, le mai pigliate? C'era avuto a volta per uno stacco, signor, una coscia di 3 metri di mezzo. Buona coppa di divano 6 metri. Io ieri volevo doppio, non lo so, comunque la signora era tutta Che hai fatto? era tutta chiusa dentro la sua camicetta. Ha giusto un po', mi capisci?
Mamma mia bene! E non si vanno a scrivere, finalmente un medico capace! Hai visto l'invenzione ha funzionato? Io ci giurasco con questo! Che cosa spazzosa! Spazzone, che spazzone, se intanto oggi mi sei con la moglie! Ma tu hai un cornice che fa! Io avevo giurato a me stesso che non l'avevo mai tradita Angelina mia! Tu devi calmare! Con la moglie l'ha voluta sapere! Non si ama! La signora di Lupiano mi viste più! Quanti cani! E amore, che ti preoccupa a fare? Mi preoccupo, perché che c'è? Dottore, c'è uno strano signore che mi cerca. Ma non c'è nessun appuntamento a questo ora, io devo partire chiaro, vedo qua che dici, che padrone! Ha detto che ha fatto un lungo viaggio e viene da Lupiano. Dimmi che non è lui! Dimmelo che non è lui! Oh, zitto sangue! No, dottore si sente bene! È stato talmente ansioso che ha dato un grande signore! No, non avevi no! Falla entrare! Che falla entrare? Hai capito che questo vaccino? Stai calmo! Quella per il capo che ti andava la visita che hai fatto alla moglie! Hai capito? Ma come sono negativi? Ma sei sicuro? Ma siete amici? Ma secondo te chi lo veneva a Lupiano fino a qua con tutti i soldi della visita della moglie? Effettivamente può essere così. Cosa non faccio? Aspettare tuo paramento e poi senti tutte quelle tatuatrici, capito? E ti raccomando, a lei, ma pare che stai a presta al funerale, cantare i soldi. Io sorrido, ma se succede scata faccio prima a chiagnere sarei tu. Hai capito? E mo c'era pure i soldi a chiesa. Non solo le corna, ma pure i soldi c'era. Disgraziato. Ma io ci vuole in questo frangente, ci vuole il coraggio, ci vuole l'albagia. Guarda che parole che mi ha inventato. Buongiorno. Buongiorno. Come lungo? Con Dio piacere. Astruppale. Scusate, non ho capito. Astruppale. Sittosa, ma... Una struppala di pecore da Ruviano. Da Ruviano, sì. Piacere di fare la vostra conoscenza, sono molto onorato. Di Ruviano, giusto? Di Ruviano. Casetta. Servizio completo, ma ha fatto pure lo sciante. E voi dicetemi una cosa, voi siete il dottore Passalacqua, Sì, sono il dottore Passalacqua a servirvi. Il sì, Carugnone. Che so? È perché sapete, Carugnone è l'uomo che lascia i conti in sospensione. E sono venuto il capo per pagare. Bravo, avete ragione Nicolino. Avete fatto tutto questo tragitto inutilmente, che l'avete fatto a fare? Dopo tutto il mio onorario è soltanto 67 lire. 67 lire? Ma voi siete pazzi! Di che schifo, è numero fortunato! 67 lire, troppe esse ci stanno dentro, troppe esse. Facciamo 20 lire e non se ne parla più, 20. Io sono cornuto! Oh, veramente? Prende dite? Mi dispiace assai. Fannimmelo così paziente, lo so. Che pazienza. Poi, un giovinotto che io vado profumatamente per guardare tutti i movimenti sospetti che fa mia moglie. Ha visto tutto. L'ha vista in dopo. Non ho capito, dove l'ha visto? Hai dopo chiuso la mascratura, hai capito? Mannaggia, portuso, mannaggia. Lo so che mi fate passare le mosche dal naso. E infatti. Troppo dei pieghi, non se la fa passare. L'avevo immaginato, che mosche, come può passare questo sotto naso? Tutto l'acqua cautata, non le vorrà affogare. E ma che cosa volete fare? Lo suspendo. Non sapete? Io non, giuro che non l'ho fatto io. Ah no? No, io se volete io ve lo spiego.
Me lo scrivo, io ho preso soltanto una pillola. Non mi capito. Tenevo una costella, tenevo così. Guarda, la mia capito. E la pillola detto che... Sentite, non voglio sapere niente. Il cornuto fonda e il cornuto resta. Però, ho pure modello. Ma se siete potenti, bravo. In un daccino, da strafogo. No. Braccia che la caccia sempre fatta. Ma scusate, ma quanta corna tenete? Ma stiamo stai, che ci messo ovunque. Bravo, state attenti là qui sotto, se no ci vado a finire là, là, No, ma giusto per me, quelle sottate. Però come vi ho spiegato, io sono un uomo anche moderno. Ah, siete potenti, sì, bravo. È preciso? Preciso. Ma c'è vendetta moderno. Bravo. Perché poi capite, la vendetta va servito con un piatto freddo. Bravo, a me sapete che mi ha dato tutto, siamo bello, un periodo mousse, che è freddo, è buono, si mangia bene, con limone a coppa. Tu fai cornuto a me? E faccio cornuto a te. Dottor, no, ma è prestato poco a moglie, dottor. Ti mangiate pazienza, e poi mi fa accontentato, utili della moglie 3 metri e mezzo di coscia, la mia tiene 25 centimetri di coscia. Ma già vendicato. Mi va a mettere in documo a sera, che dovete fare? Che dovete fare? Già vendicato. Che dovete vedere? Poi, è caso ragazzi, signori, si esce con noi. E qual è il problema? Non c'è. I descanno. Ma questo... Sì, signore, i descanno. Ho cornuto a morte. Ho cornuto, ho morto. Sì. Ma mi dispiace per voi, ma questo che cos'è? Una volta in me. Ah, no, cornuto sì, ma con onore. E si fra 3 giorni non mangia vendicato. I descanno. Mamma mia, queste cose non si fanno, voi le sapete? Non si fanno, eppure voi avete fatto una cosa a me che non si fa. Ma io avevo preso la pillola, che già zetta. Tengo un appuntamento, ma io stasera è festa con una nota, hai capito? Fammi trovare tua amore. Come? Hai capito? Si mi spiegò? Certo, voi non li trovate prima, che faccio trovare? Ci faccio più impresa. Al tribunale dei pieghi da salute e te ne va. Ma tu, Io torno. Sta casa aspetta a te, già, io poi faccio trovare con un'Angelina mia qua tutta... No, non è proprio possibile, quello sanno tutti che devo partire. Ascolta un momento. Che c'è? Ma hai fatto un pensiero di scappare? Sì. Ci stiamo quasi pensando, oltre a tenere le corna, tenere pure la palla di cristallo, Perché io, a basso del palazzo, oggi mi sa 2 scagliuzzi all'arini. Ambro Carlo, Dottore, ci mette sempre le panzarotti. Io non ero noi, hai capito? Per il Sei. Disgraziati, tutte le colpe che gli ti piace? Non ti preoccupare, non Non cucina, ma mi fa cornuto. neanche questo, io facciamo contento e fesso, non ti preoccupare. La prima cosa che devi fare, devi far partire a tua moglie da solo per la Svizzera. No, non è possibile, quello non si muove mai senza di me, non è possibile. Ma tu subito ti perdi il coraggio, tu mi devi spiegare. Perché vai in Svizzera? Avanti. Perché vado in Svizzera? Perché sono 10 anni che siamo sposati. Non tieni figli. Bravo, perché tu non si può. Guarda, come se c'hai i deri, ma tu me lo offendi pure. Non hai capito, è la scusa che devi trovare. Tu poi dici, tu devi andare in Svizzera da solo perché non sono buono, sì no, hai capito? Io non ho capito. Non ti preoccupare, lascia a me e seguimi. Già segui, mamma mia, che problema, stava fammi capire. Tutto a posto. Scusa, pensavo stessi da solo, disturbi. No, nessun disturbo, signore, è un piacere vedervi e vi auguro pure un buon viaggio. Non piace. Ce gliel'hai detto? Sicuro. Dottore, che cosa ne pensate? La cura è infallibile. Hai visto? Hai visto? Te non mi volevi credere. Se tutte le donne che vogliono avere figli andassero in Svizzera, dopo 9 mesi avessero i figli pure in vergine. Non esagerare. Si dice così per dire, ma tu dici una cosa, mentre tua moglie sta in Svizzera, tu a Roma. Io a Roma. Viene con me, no? Noi non ci separiamo mai. No, signore, allora a questo punto non rispondo dell'esito della cura, assolutamente.
Perché la cura, per avere effetto, voi quando state in Svizzera dovete stare, insomma, signore, non dovete fare una cosa là. Va bene, vuol dire che per 20 giorni ce ne staremo buoni. No, signore, sono cose che si dicono 20 giorni, io fa la statistica. Ora metterò la statistica. Della buca la mano. Signore, su 100 donne che vanno in Svizzera con marito, niente. Cioè, tutte quelle che vanno senza un marito, i figli a così. Accenderà, come le coniglie, signore. Ma voi veramente dite? Statistica, signore, statistica. Allora io per avere un bambino. Stare 20 giorni senza di me. 20 giorni? Signore. 20 giorni non avere la fiducia mia. Signore, Ma come si fa? Ma come si fa? No, ma io piuttosto ci rinuncio. No, signore, mentre voi state in Svizzera, io mi porto a Rafilucci con me a Castellammare a fare un bel convegno. A Castellammare. No. Io non ce la faccio a sentire a Finuccio. Vuol dire che io rinuncio. Non ci vado più. Signore, ma voi sto piccerino, siano? Veramente. Allora vi dovete sacrificare, signore. I figli sono sacrifici ancora prima di essere concepiti. E poi mi promettete che mentre che io sto in Svizzera voi starete sempre insieme a mia madre? Sempre. Facci come se foste due padroni. Non esagerare, così fate a me, un cugino. Vabbè. E che faccio? Allora permettete? Vuol dire che vado a disfare la valigia e come porta a fare la roba? Fate bene, signore. Ma venite qua. Angelina ce la Evviva, se ne è giù! Ora dobbiamo trovare una moglie per 3 giorni. La moglie, tu mi ha fatto la moglie. Tu devi trovare una moglie bella, succinta, compendiosa, piena, insomma, una bella moglie, capito? Perché devi far festa al Pietro di Rubiano, tutta la porti a Castellammare insieme a te. Lui si pensa che è tua moglie, tu la lasci. Capite, io dovevo far passare mia moglie per una poco di gusto. Già essere detto che tengo il cuore. Mai e poi mai. Cosa c'è? E allora tu lo facci e allora io me ne vado. No, Nicolina, tu mi hai messo in questo, poi tu mi devi risolvere il problema. E allora se tu vuoi risolvere il problema, devi fare a me. Allora io mi vado, hai capito? Poi ma sai la ferrovia? No, signore, mi dava la una bella moglie. Ma va a galleria. La galleria Umberto, ma ci stanno certi pimmicioni. Ma che pimmicioni? Tu mi porti, cazzo, ma la fortuna. Bella. Voglio. Compendioso. Bella moglie. Bella moglie. Mamma mia, dimmi se ci sta qualcuno altro come viso, e 5 mancano qua. Vediamo un po'. Senti, arriva, giusto all'ultimo momento. Signor, esci dalla... Venite, sì, prego, accomodate. Finalmente! Vieni, Clara, vieni, piano. Un altro signore, vedo... allora siete caduti, un marciapiede. Sì, come spiega. Allora vi metto io la sera, un attimo, mi metto la Non sera. ci mettere un po' per No signore, che le già sa, a pagare diamo buona carica. Grazie. Io vi ho portato a mia figlia, la mia unica bambina, allieva del conservatorio. Studia musica. No, canto. No, dottore, quello cambia. Ma la vita da qua, non dice nada. Dottore deve cantare l'opera. Fa l'opera. E poi è figlia d'arte. Vabbè, sì,
E che si tratta? Ditemi. Dottore, Che c'è? voi non potete immaginare i sacrifici che ho fatto per questa povera creatura. Sì. Ho speso tutte le economie messe da parte in tanti anni di carriera. Avete fatto la carriera, avete fatto, Oh sì. Gesù! Sì. Ma allora voi non mi avete riconosciuto? Veramente, che è un peccato, non l'ho fatto. Biscottini? No, grazie, non tengo appetito, sei chiuso al stomaco. Avete capito? Ah, sì. Clotilde Biscottini. Che andavo anch'io. Cantavate? Sono io che ho lanciato. Le mie sono fatte a mela e le altre le hanno a pera. Ah, io perché questi da mela. No, è il titolo della canzone. Il titolo della canzone, della mela e canzone, pera. sì. Dopo una canzonetta che quando la cantavo io faceva furore. Ma mi ora piace. lo faccio sentire un No, po'. signor, quando mai va che presto? Poco. Devo partire. E io subito faccio Signor, già siamo ritornello, all'ultimo solo momento. ritornello. Mamma mia. Scusate, dottore. Già, scusate. Fa pure la cantata, allora, dai. Le mie son fatte a mela, le altre le hanno a pera e io le servo ancora solo per mio amore. Poi andavo alla ribalta e salutavo così. È cliccata la mamma vostra. No, dottore, sta raccogliendo solo che la manavano. Sapete che è ammiratori, queste Io mi cose. credo che è arrivato del melantene. No, Aiutatemi. Bene. Ma non ci pensiamo più. Voi lo vuote, voi lo mettete. Pensiamo a che sta piccinella. Pensiamo alla pezzerella. Che c'ha? dottore, non trovo più il do di petto. Dottore, quel do di petto che le usciva dalla gola così bene, come un uovo che esce dal culo della gallina. E che finezza, vai! E in seguito a quel cosa l'uovo che usciva dal culo della... il do di petto l'ha persa figlia vostra. In seguito a che A che cosa? cosa l'ha persa? Sì, figlia, mi fai buona a dare la cara. Svergognata che non sei altro. L'ha persa in seguito a una paura. Si è fatta sorprendere insieme a uno di quegli sfasulati che conosce lei. Nudo e norino senza arte né pazzo. L'avete sorpresa voi, l'avete sorpresa. Sì. Che le sia sorprendere via cose niente. Ma l'ha sorpreso il commendatore, un uomo pieno di soldi, capito? Quello mi aveva detto, signor, se vostra figlia mi sarà fedele, il suo avvenire è assicurato. E sta si ci pensa, ma sai, morto sangue di una fortuna, una fortuna. Una fortuna, ma calma. State deficiti. Ecco, prevedete che siamo combinati. Ti dà finito. Come per sotto carrottino, ti dà può darsi che il commendatore la perdona. La perdono. Che non ce l'ha perdonato 5 volte. Saluta, signorina. È la sesta volta che sta scema per di do di petto. È sempre con uno diverso. E che il povero commendatore pure tiene la sua dignità. Ma mamma, ma che è colpa mia? Tu lo sai, quando vedono un giovane che mi piace, non ci faccio dicere che no. È altruista. Dottore, ma voi avete visto che sfortuna per una mamma a tenere una figlia come me che? Chi lo prima paziente che incontra, a prima che è riccio, non sa dire di no, e per di do di petto. Ma tu che vuoi a me? Io quando posso fare un favore. Ma sai come finirai? Tu farai una brutta fine. Tu sposerai io prima paziente morte fa. Perché lo credete che si sposa? Come sai? No, dico, si sposa questo e non canta più. Non lo faccio l'uovo, Andiamo, dottore. Non ci perdiamo in chiacchieramenti. Mamma fa. Che dobbiamo fare con la signora? Si deve ristabilire, deve fare una bella cura ricostituente, perché quello è un fatto del posto. Sì, dottore, a me mi stanno tutto quanto in gol. E ci credo, tutte quante, ma che si può fare proprio per me? Questo fa il E caso mio. allora che cosa dobbiamo fare, dottore? Che ci consigliate? Ci sarebbe un posto dove si può andare. A Castellammare. A
A Castellammare. A Castellammare, sì. Oh mamma mia, e come facciamo? Quello il commendatore ci è rimasto in mezzo alla vita. Io devo andare a Castellammare. E vorrà dire che la mia vostra figlia viene con me. Ah! Vorrà dire che vostra figlia verrà con me. Non ho capito. Verrà con me vostra figlia verrà con me. Per l'interesse della scienza. Uè, metti fuori e facci dentro. Nuostata. Dottor, come siete buoni. Ma una sola condizione. L'accettamo. Ci domani c'è una prensa di parole. Allora, quando vostra figlia verrà con me a Castellammare, devo passare per mia moglie. Non ho capito. Mamma mia, che si dice con noi? Devo passare per mia moglie. Come? Devo passare per mia moglie. Non è piacere. Bravo. E pure quando usciva col commendatore passava sempre per la moglie. Una delicatezza, mamma, e per non ti compromettere. Ma io parto in macchina. In macchina, che emozione! E fatevi trovare alle 6:30 a Camprini. Vabbè, sarà fatto, dottore, non vi preoccupate. Qua ci sono qualche cosa di soldi per voi, casomai ne avesse bisogno. Ecco. Grazie, sono io che incasso. Sono io che ringrazio. E sono chi che pava. Vabbè. Clare, e allora vuoi mia mamma? Sì, mamma. Teniamo appena tempo di fare valigia. Abbiamo. Sì, abbiamo. Oh, Gesù! Io sono la mamma. Lo so. E voi pensate che io faccio uscire a mia figlia solo con voi? Guarda! Dove aveva ragione, signore? Quella la piccolina deve essere protetta. E vabbè, allora si divide, venite con voi. Andiamo. Vabbè, dottore, allora siamo d'accordo. Ci vediamo alle 6:30 pure a gambo. Brava, sì. State buon, marito mio! Era marito mio! Quando siamo a Castellammare. là! Ma qua... Dottore, quello poi è una bambina. bambina, è morzuosa, bambina! Andate. Mi piace assai, mamma mia, quanto è bello questo dottore! Meno male. Mi insegna. Vedo di fata, il piedino affatato. Guarda che donna, Ma chi è? girati, fatti vedere, guarda qua, balla, piena di ciaciao. Viene di Cecella. Compendiosa. Compendiosa, ma chi è? Questa è una mia cliente. Una tua cliente? Lei si chiama Lola Dalma. Dalmata. Dalma! Dai, bianco e nero, voglio dare un po'. Ora basta là. Prego. E ora? Addio, simpatico. Sono simpatico. Bravo, guarda, guarda, i 50 lire tutto compreso. Tutto compreso chi? Mi fa tutto. Ma è tutto. Non mi interessa. Assietta aperta, guarda che Non vuoi. mi interessa, io già ho trovato un'altra persona che la costituisce, che verrà a Castellammare. Come sarà? Ui, Vuoi questo? questo? Secondo te, Mamma, perché... io sono femmina che si fa di guidare così? No. Sentite buono tutte e due. Mi è stato promesso un viaggio in automobile a Castellammare e acquistiamo a e 50 lire. 50 lire. 50 lire dove ci dà poco. Mia moglie si vede la Dalmata, qua che faccio? Signora Dalmata, andate in quella camera. Sì. Abbiamo posato un po'. Abbiamo una visita. Sì, però facciamo presto, la tengo davanti che tu sono dietro. Quella è partita. Io già a Castellammare in automobile. Andate, signora Dalmata, arrivato insieme cazzucchiere. 50 lire dopo. Variamente. Tra mezz'ora devo andare alla stazione perché tu hai speso il treno parte. La minuccia mia! Che ti sono pensato Dove vai? E mi scrivi tutti i giorni? Io pure la notte.
Pure io ti Pure scrivo. tu mi scrivi a notte e oggi tutti mai scrivere sempre. No, io non ci vado. Non ci va che giù. No, signor. Tu sei una madre snaturata. Insomma, mi indagato come ci l'hanno prima di nascere. Insomma, dove l'andavo? Vabbè, avete ragione, magari. Allora me ne va, ma non mi tu voglio capire. No, tu ti hai avuto ogni tanto, sai, che a le facce, capito? Guarda dove metti i piedi, basta. Mi raccomando, state vicini, anche se non lasciate mai su. Io ti scrivo te, no? Ma guarda, Da celinaria. ti spinge, dai. Come facciamo la dalma, che tutte le cacciocchine là? Stamattina voglio passare la mano, 50 lire di tasso. La 67 lire. E leva Un momento. Guarda come si stai a Parigi con questa, a poco, a Torre Eiffel. No, che Dottore, la parola sua. La parola sua. che presto, Se vi do la mia parola d'onore che terrà freddo i miei bollenti ardori. Che? Ora tu per me sei tutta con me una donna. Ma che permesse, Mi promette a guarda in una donna. Ma non la guarda, non è Ma non lo dico con me. Volete un permesso? Una donna, io non solo ve lo permetto, ma ve lo ordino! Poi dai, Cicco, voi siete un medico straordinario! Posso dire, avevo ragione! Pensi avevo ragione, sì! Anche perché sapete che cosa? Quando sono uscito dal vostro studio ho fatto la conoscenza di una bionda appena. No, a bionde fanno male, a bionde fanno sì, e calcolo freddo, poi ci vuole una bruna, a buono! Adesso non viene che si manca nel maristino! Aprite spazio! Una bruna no! Una cittadina latina, vai! Prego la collassa! Prego, si accomodi! Dai, stavo nel Colonna calma! Colonna questi si chiamano. sciabola, mettitela a posto! Signore, ma non vai più con lui! Vai con quel signore là! Guardate, è bello! Azza, ma che studiatrice! Addio, simpatico. Sì, maciniamo. Una frigoligia. Stiamo facendo da stanza mia, stanza Andiamo. Andiamoci alla frigoligia, maciniamo. Colonnello, ma raccomando, guardate. Date pure! E tu? Simpatico? Chi è? Come ti chiami? E io? Come mi chiami? Come ti chiami? Brambilla! Colonnello Brambilla! Similane? Ma io sapevo! No, di carità, che dirò no, sono poco fitte chiamata. Ma buona piacere! Io mi chiamo Brambilla, ma sono una napolitana verace! Sono mercato! Quando tenga la femmina con mettere in die braccia, io divento un africano!